Siamo qui a Sappada che per la prima volta voterà le elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia, visto che col 1° gennaio è entrata a far parte della nostra regione. È una storia che si riallaccia. Sappada ha sempre fatto parte del Friuli. L'Italia aveva disegnato i confini in maniera sbagliata e noi siamo felici di poter salutare i sappadini e riabbracciarli all'interno della comunità regionale. Però ci sono molti problemi perché la burocrazia regionale è molto in ritardo nell'accordare i sistemi sanitari, di trasporto e quant'altro tra i due sistemi regionali, e quindi c'è molto da fare per integrare completamente Sappada nella comunità regionale. Noi siamo venuti qua umilmente a prendere atto di questi problemi, a sentire la popolazione, cosa si aspetta dall'essere diventata finalmente parte della regione Friuli Venezia Giulia. Loro immaginano che questo costituisca un grande balzo in avanti per la loro comunità e noi non dobbiamo deluderli. Certamente se toccherà a noi governare la regione non li deluderemo.